Si torna alla corsa in linea sul miglio. Cavalli di 3 anni sono in 11 al via. 1 Electra ZS, 2 Hermes Wise L, 3 Plane B, 4 Evolution, 5 Ernaldo Benal, 6 Echebel Jet. Seconda linea 7 Evanti Spritz, 8 Emily SSG, 9 Elegant Wish, 10 Epica Daghi, 11 Every Top. I favori in chiusura per Evanti Spritz e Electra ZS, numeri 7 e 1 dello schieramento. Simpatia anche per Every Top numero 11. Macchina che accelera con la velocità iniziale di Evolution, che cerca di sfilare in testa ma trova l'opposizione da parte di Plane B, che si oppone. Indietro Electra ZS cerca di mantenersi in schiena a Plane B, che poi si getta di galoppo. Numero 3 Plane B. Così all'esterno c'è la puntata veloce di Every Top, che in 300 metri è leader. Every Top con strappo dalle retrovie passa a condurre. All'esterno anche Ernaldo Benal cerca di farsi luce. Intanto il quarto iniziale in 33. Superato invece Evolution, che ha problemi e numero 4 Evolution in seconda posizione. Squalificato. Numero 7 Tanto ha sbagliato anche Evanti Spritz, dopo numero 9 Elegant 700 Wish metri c'è una serie di rotture. Intanto all'esterno Hermes Wise L si trascina Emily SSG. 1-1-8 per i primi 800 metri di gara, con Every Top che guida, Ernaldo Benal in seconda posizione, percorsi esterne Hermes Wise L. Non cambia nulla tatticamente all'altezza del chilometro. In seconda pariglia c'è Emily SSG, poi chiudono il gruppo Epica Daghi con al largo Echebel Jet, 500 all'arrivo, con l'attacco di Hermes Wise L a Every Top che cerca di ripartire. Due alle prese quando siamo sulla curva conclusiva, seguiti sempre da Ernaldo Benal, mentre fa il suo sforzo in terza ruota anche Echebel Jet. Completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo con Every Top in vantaggio. Ancora all'esterno Hermes Wise L, lungo la corda Ernaldo Benal, ultimi 100 metri di gara con Every Top in vantaggio. Every Top nel finale si limita a controllare, vince facile ancora nei confronti forse di Hermes Wise, con all'interno Ernaldo Benal. Da rivedere comunque l'arrivo. Vedete Roberto Vecchione che controlla la situazione senza muovere le mani nelle battute conclusive. Every Top che dà così il secondo successo in giornata a Roberto Vecchione dopo la vittoria nella corsa d'apertura. Il secondo posto sì, dovrebbe essere ancora per il numero 2 Hermes Wise L contro Ernaldo Benal. Vince dunque Every Top, Roberto Vecchione, Team Elert, per conto del signor Tommaso Di Fusco.